Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di pesca, parleremo del settore ittico veneto, un settore molto importante. Lo faremo con il collega il dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura, perché lui ha curato e abbiamo pubblicato da poco un report proprio sulla pesca e il settore ittico veneto che trovate sul sito internet di Veneto Agricoltura. Nicola, andiamo veloce, abbiamo un sacco di cose da dire e quindi ti chiedo immediatamente com'è andata, perché adesso noi abbiamo analizzato l'annata 2020 dove abbiamo tutti i dati completi. Com'è stato questo 2020 purtroppo segnato dalla pandemia? Sì, il 2020 per la pesca veneta non è stata un'annata felice, in quanto ha risentito molto delle conseguenze della pandemia da Covid. Se teniamo conto praticamente che per il distanziamento sociale su una barca non poteva esserci uno, nelle barche più grandi 2 o 3 persone, e all'interno dei mercati non c'era la possibilità di entrare in tante persone, e quindi mancando anche gli acquirenti finali dei prodotti ittici da parte della ristorazione, si sono avuti degli ammanchi nelle prime fasi della pandemia consistenti. Infatti abbiamo delle perdite nel periodo primaverile per i mercati di Venezia e Chioggia in maggiore regione che andavano ben oltre il 30%, perdite che sono state recuperate nell'ultima parte dell'anno parzialmente. Ecco, quindi un anno segnato dalla pandemia, ma entriamo un po' più nei dettagli per capire la struttura del comparto, cioè la flotta, le imprese e poi l'occupazione. Partiamo dalla flotta. La flotta, con 655 imbarcazioni registrate nel Fleet Register dell'Unione Europea, è aumentata nell'ultimo anno dello 0,5%, con i parametri strutturali, quindi stazza e potenza motore, che crescono di pari passo come il numero delle barche. E invece per quanto riguarda le imprese, che segnali sono arrivati? Sì. I segnali sono buoni, in quanto l'intera filiera ittica tende ad occupare 3.837 imprese che crescono dello 0,9%, con quelle della pesca che crescono addirittura dell'1,5% e dell'acquacoltura dell'1,4%. Ecco, infine per l'occupazione? L'occupazione, con i 7.235 occupati censiti, rimane stabile nell'ultimo anno, anche se gli occupati della pesca crescono dell'1,5%, mentre diminuiscono dello 0,8% nell'acquacoltura. Ecco, abbiamo fatto un po' il quadro della struttura, ma Sì. e scendendo un po' più nei particolari, e cioè per quanto riguarda invece la produzione e prendendo in esame i 6 mercati ittici veneti. Sì. E magari li ricordiamo anche. Sì, allora i mercati ittici presenti in Veneto abbiamo quelli, i 2 maggiori sono Chioggia e Venezia, poi abbiamo Caule, Scaldovari, Pila Porto Tolle e quello di Porto Viro. E per quanto riguarda la produzione ittica, questa è la vera nota dolente del comparto ittico di quest'anno. Infatti la produzione locale, che si è fermata l'ultimo anno a 16.300 tonnellate circa, è calata del 21,9%. Produzione locale, quindi intendiamo il pescato delle flotte locali, quindi del Veneto, e in valore il calo del fatturato è stato del 24,5%. Se poi consideriamo anche i transiti nazionali ed esteri che sono presenti nei 2 mercati maggiori, Chioggia segna un meno 14,7% in volume e un 17,2% in meno in fatturato. Le perdite di Venezia sono più contenute, infatti parliamo per i quantitativi di un meno 8,2% e un meno 5,3% per il fatturato. Poi abbiamo il cogevo, quindi abbiamo la pesca delle vongole di mare, dei fasolari. In questo caso c'è stata una produzione di circa 2.600 tonnellate e un calo del 37,6%. Poi abbiamo l'importante comparto dell'acquacoltura,
dove abbiamo la venericoltura, quindi l'allevamento delle vongole filippine, che nell'ultimo anno segna un meno 20,9%. La mitilicoltura, quindi l'allevamento dei mitili o cozze, in questo caso la mitilicoltura addirittura perde il 32,3%. Per finire abbiamo la piscicoltura, che invece ha tenuto un po', grazie anche all'importante settore della troticoltura regionale, in cui abbiamo un calo del fatturato del 11,3%, mentre la produzione cala solo dell'8,6%. Abbiamo sentito tanti segni meno, Sì. quindi vuol dire davvero è stato un anno proprio difficile. Volevo chiederti questo, Sì. Quanto vale di più il mercato locale oppure il mercato di transito? Allora, il mercato locale è la quota importante del mercato di Chioggia, che è tra i maggiori in Italia. Infatti la sola quota del pescato locale è l'83%, mentre già nel caso del mercato di Venezia invece il prodotto estero deve essere la quota più importante, che sfiora il 60%. Senti, e poi andiamo a chiusura. Sì. Abbiamo visto questo 2020 davvero difficile, ma il 2021 come questa prima parte, il primo semestre se non altro del 2021? Ci sono dei segnali Di ripresa. di ripresa per il comparto ittico. Infatti sia la spesa alimentare nel primo trimestre 2021 è cresciuta del 2,9%, i prodotti ittici invece aumentano del 15%. Per quanto riguarda sempre i due mercati ittici di Chioggia e Venezia, nel primo semestre si registra un aumento dei quantitativi per Venezia dell'8,8%, del fatturato del 15%, mentre per Chioggia si raddoppiano queste cifre. Infatti il volume cresce del 15,3%, mentre il fatturato addirittura del 19,4%, quindi si va a recuperare in parte la perdita dell'anno precedente. Bene, questa è una buona notizia. Ti faccio Sì. un'ultimissima domanda. Volevo capire, se hai a disposizione questo dato naturalmente, se noi dovessimo invece analizzare l'ultimo decennio, Sì. cosa si può dire del comparto della pesca veneta nell'ultimo decennio? L'ultimo decennio, per quanto riguarda la produzione locale, abbiamo delle perdite sia in valore che in quantitative, però lì siamo nell'ordine del 7-8%, mentre per quanto riguarda invece i transiti totali, in questo caso le perdite sono minori, in quanto abbiamo il mercato di Venezia che ha man mano spostato le sue quote dal locale verso l'estero, che ha tenuto tanto, e quindi le perdite in questo caso sono più limitate nel lungo periodo. Quindi per chiudere possiamo dire che comunque è un settore un po' in difficoltà. Sì, da alcuni anni il settore della pesca è in difficoltà e non di rado ci sono delle proteste proprio dei pescatori che si fanno sentire con le istituzioni. Cosa si può fare per invertire la rotta? Ma il problema è che ci troviamo di fronte anche con delle limitazioni proprio a livello europeo, quindi della pesca, in cui si tenta di sottoporre la pesca locale del lato Adriatico, quindi un contesto caratterizzato proprio da un bacino chiuso, da bassa batimetria, quindi bassa profondità, con una pesca industriale che viene nel nord, quindi anche a livello oceanica, che lì parliamo proprio di migliaia di tonnellate rispetto a un contesto, quello del nord Adriatico, che è già limitato di suo. Chiaro. Ringraziamo il dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura, che ci ha fatto un po' brevemente questo quadro sulla pesca veneta, e ricordiamo che tutta questa chiacchierata la trovate ovviamente fatta bene sul report appena pubblicato, disponibile sul sito internet di Veneto Agricoltura. Noi continueremo con le nostre trasmissioni a tenere monitorato il comparto. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci.